tardi. Questa è la nostra oggi abbiamo avuto cura di fare un progetto di farvi vedere questa immagine relativa a quei problemi ambientali di cui parlavo, insomma è abbastanza nuova, questo è quanto è insomma la casa di nostra Matteo. Però diciamo si tratta di una seduta di consiglio comunale, doverosamente devo iniziare facendo l'appello, per cui insomma prima però di fare l'appello vorrei salutare e ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto per essere insomma venuto a farci visita e per aver insomma dimostrato la sua perizia nell'essere sensibili alle istanze e alle esigenze anche amministrative di tutti i territori che appartengono alla provincia di Oristano e per aver risposto con delle tempistiche veramente ammirevoli su anche alcuni problemi che l'amministrazione ha potuto come dire porgli all'attenzione e quindi aver risposto soprattutto con la presenza oggi con questa visita, grazie alla quale potremo appunto presentare innanzitutto che cos'è, insomma come si costituisce la nostra Mazza e dal punto di vista sociale e dal punto di vista territoriale e geografico, e grazie alla quale possiamo anche condividere insieme a lei e con tutto il Consiglio, i rappresentanti anche delle associazioni, quelle che sono le problematiche che non solo riguardano il territorio di nostra Mazza, ma in realtà potremmo considerare che nostra Mazza quasi un campione di quella che è la territorialità della Marmina, che è una zona, come lei sicuramente saprà, molto omogenea dal punto di vista delle problematiche ma anche delle virtù, però soffre un fenomeno grandissimo che è quello dello spopolamento, come io chiaramente dicevo prima, e che ha necessità di avere un rilancio che parta prima di tutto dall'altissimo senso delle istituzioni, dal senso dell'importanza dell'apprendimento culturale e dalla presenza di quelle istituzioni che devono sempre essere un riferimento per il vivere civile all'interno di questi territori. Come dicevo, ringraziamento a nome di tutto il Consiglio va al Prefetto, Sua Eccellenza, per poter essere qui con noi oggi. Ringrazio anche le forze dell'ordine, la Guardia dei Carabinieri, che oggi è venuta a portare il loro saluto, il saluto alla Sua Eccellenza e anche al Consiglio Comunale. Ringrazio il Parroco Don Francesco Tuveri per essere qui con noi, i rappresentanti di tutte le associazioni che operano nella nostra Mazza, consiglieri di maggioranza e di minoranza. Ringrazio infine tutti i presenti. Diciamo, Sua Eccellenza, che con nostra Mazza è un territorio particolare. Insomma, non ci sono tanti abitanti, siamo all'incirca 939 abitanti. E come dicevo prima, ha un'economia particolare, nel senso che la maggior parte degli abitanti di nostra Mazza vive di un impiego dipendente, di un impiego pubblico, però c'è anche un'attività agricola abbastanza diffusa, ci sono 15 aziende, tra le quali qualcuna spicca anche per le sue doti qualitative, per la sua capacità di affinare la qualità del prodotto, come per esempio l'azienda dei Frontieri Fuscusa, che ha in questo periodo anche intrecciato alcune relazioni con partner d'oltreoceano, addirittura alcuni partner giapponesi che si sono anche incuriositi di alcune metodologie di produzione. Ci sono diverse imprese, alcune delle quali imprese artigiane che lavorano il ferro, che lavorano l'alluminio. Sono anche attive due cooperative che hanno un ruolo molto importante nel nostro territorio. La prima si occupa della gestione dei servizi socioassistenziali e della cooperativa Incontro, la seconda si occupa della gestione del museo di nostra Mazza, il Turcuse Moros. Deve sapere, Eccellenza, che il Museo Turcuse Moros è l'unico museo in Sardegna che narra delle incursioni barbaresche. È una dote, un pregio per la nostra Mazza, nonostante ancora sia in fase di allestimento, perché ci dà la possibilità di riflettere continuamente attraverso una serie di iniziative su quelle che sono le relazioni tra popolazioni islamiche e musulmane, e popolazioni cristiane e cattoliche,
Nostra è un territorio che non fa del turismo la sua vocazione principale, però è anche un territorio che dovrebbe e vorrebbe fare del turismo la sua vocazione principale, perché l'economia mondiale, perché l'economia europea e quella regionale vanno in una direzione che certamente non privilegiano le capacità e le doti imprenditoriali dei piccoli centri, però al tempo stesso privilegiano senza dubbio la possibilità di avere una capacità di offerta di prodotti anche sul mercato che sia specifica e peculiare, e null'altro può essere specifico e peculiare più di tutto se non le nostre risorse turistiche, archeologiche e culturali, le risorse culturali della Marmilla in generale, ma anche le risorse culturali di Nostra. Sua Eccellenza deve sapere che Nostra è l'unico territorio all'interno del quale è stato ritrovato il monile d'oro più antico di tutta la Sardegna e il monile nuragico più antico e più valoroso di tutta la Sardegna, che oggi si trova al museo di Cagliari, vicino alla cattedrale, che tra l'altro non è neppure esposto per la grandissima importanza del suo valore, c'è una fotografia, insomma, per cui le risorse non mancano, più che altro manca la possibilità o la praticità nel poterle valorizzare. Tuttavia, uno dei problemi cronici di questo paese, così come dell'intera Marmilla, è, come dicevo prima, il fenomeno dello spopolamento. Sua Eccellenza può immaginare che solo nel 2010, mentre a fronte di 10 nascite, ci sono stati 8 decessi, per cui abbiamo una media di riduzione della popolazione molto preoccupante. E ovviamente parallelamente a fianco alla riduzione, al decremento della popolazione, si assiste in maniera anche, come dire, disarmata ed inevitabile alla riduzione al pericolo che moltissimi servizi e moltissimi baluardi istituzionali che sono presenti all'interno del territorio e del paese possano venir meno. Si pensi ai servizi più elementari. Noi in pochi anni abbiamo perso, senza che nelle amministrazioni nella popolazione potesse ovviamente averne responsabilità, perché quando la popolazione è poca chiaramente si tende a restringere anche il numero dei servizi dall'alto, per cui non è neanche una responsabilità politica. Abbiamo perso la Banca di Sardegna, in pochi anni stavamo rischiando e stiamo rischiando di perdere la presenza delle scuole. Tuttavia, nonostante queste grandissime problematiche, Nostra Mazza ha una peculiarità, che riesce a trovare delle risposte fattive di fronte ai periodi più difficili di crisi. E quindi in un contesto così complicato, in un contesto così difficile, l'attività delle associazioni nel nostro territorio, che sono ben 9, in un territorio molto piccolo, aiuta a rispondere in maniera ovviamente non completa, ma sicuramente soddisfacente, a quelli che sono i problemi cronici e culturali di questo territorio. Abbiamo la fortuna di avere 9 associazioni, tra cui alcune attive durante tutto l'arco dell'anno e in maniera costante e, come dire, anche molto produttiva. Io saluto appunto di nuovo i rappresentanti di quelle associazioni. Abbiamo l'associazione dei volontari dei donatori del sangue, l'Avis, che da più di 30 anni, se non sbaglio, si occupa appunto della donazione del sangue, che devo dire che in maniera molto soddisfacente fa prosetti, perché la sezione dell'Avis di Nostra Mazza è una delle più proficue, diciamo, dal punto di vista delle donazioni. Abbiamo anche l'associazione dei donatori di midollo osseo, abbiamo un'associazione che si interessa del recupero delle risorse storiche e archeologiche del territorio, che si chiama Sagostamanna, e che recentemente sta anche partecipando al progetto di Fondazione per il Sud, quello che dovrebbe valorizzare alcune zone di questo territorio. Abbiamo una neocostituita società sportiva di calcio, che Nostra Mazza è famosa nel territorio per la sua vocazione calcistica, tanto da essere, insomma, conosciuta, insomma, all'interno del territorio, no? Ovviamente la dimensione è molto ristretta, e quest'anno appunto abbiamo avuto anche la felicità di aver visto una nuova società di calcio nella quale alcuni anche i nostri amministratori si sono impegnati in prima persona. Abbiamo l'associazione dei Reduci Combattenti e del Fante, che sono due associazioni che sicuramente non saranno rilevabili ogni giorno dell'anno, però ci sono delle occasioni nelle quali come dire, è molto importante che queste associazioni ci ricordino chi siamo, ci ricordino la nostra identità e soprattutto la sappiano ancora raccontare.
Io saluto il signor Remigio Abis, che è il presidente dell'associazione dei reduci combattenti e che oggi è venuto qui con noi, del quale la presenza mi onora e ci onora. Poi abbiamo anche la Proloco, che insomma si è recentemente ricostituita e che fa un lavoro splendido di organizzazione degli eventi festivi, collabora attivamente col comune, è riconoscibile nel territorio e sicuramente sta crescendo. C'è il circolo dell'Oratorio San Luigi, nel quale dicevo la maggior parte dei presenti qui oggi è cresciuto durante gli anni, per cui tutti quelli che oggi sono qui penso possano dire di aver avuto esperienza, di aver partecipato e vissuto la vita del circolo oratoriale del San Luigi. E poi c'è un gruppo molto interessante di lavoro che ancora non si è costituito in associazione, ma che lo farà a breve, e che ha una proiezione anche sovralocale ed extralocale, che si chiama Sud Amazesu, e che si occupa della gestione di un sito web, che è uno dei pochi siti web presenti sul territorio, e non so, penso e spero che non si occuperà solo di quello, del quale tra l'altro oggi abbiamo un bravissimo reporter fotografico, il quale poi inserirà appunto le foto dell'evento di oggi, e che si occupa di questo sito, che è attentissimo alle situazioni più peculiari e più caratteristiche del nostro paese. Innanzitutto è un laboratorio formidabile di risorse, perché è riuscito a coinvolgere sul territorio diversi neoreporter che si sono dati al giornalismo, quindi è qualcosa di molto interessante, e poi riesce anche a catturare ogni singolo momento della vita collettiva del territorio e a portare tutti gli utenti di quel sito ad una discussione che è molto importante. Talvolta è pure una discussione, come dire, molto spinosa. Lei, Sua Eccellenza, non potrà immaginare la discussione enorme che si è venuta a creare all'interno di quel sito durante i giorni che hanno preceduto le elezioni comunali e anche durante i giorni che le hanno succedute. Però al di là delle valutazioni di parte, che poi sono soggettive, l'importanza di quel sito è stata fondamentale, perché ha permesso comunque a delle persone di comunicare dei messaggi che probabilmente per una inevitabile situazione di cose non avrebbero potuto comunicare. Penso di aver detto tutto per quanto riguarda la parte sociale e per quanto riguarda la descrizione del nostro paese. La parte un po' più problematica è quella appunto dei deficit che il nostro paese vive e delle difficoltà che il nostro paese si trova a vivere.